Tristano e sono qui per presentarvi il libro di Vincenza Giubilei, Alla fine della strada. Il suo stile, che è uno stile molto particolare perché è onirico, ipnotico, ti trascina con una calma quasi serafica in tutti i suoi racconti per poi darti la mazzata finale e tu rimani così. Ed è molto particolare, molto bello, secondo me è una forza di questa autrice. Però indubbiamente Alla fine della strada è sicuramente un lavoro più maturo, si vede che insomma la tua scrittura si è evoluta ed è cresciuta. Tu hai fatto degli studi artistici, perché ti sei diplomata al liceo artistico, quindi ti piace anche dipingere, Sì. disegnare, ti piace l'arte in genere, per cui tu sei creativa a 180 gradi, insomma, 360. Allora, il primo apre l'antologia Il racconto a me le mani, che questo primo racconto, secondo me, è in assoluto il più nero di tutti. C'è una figura molto oscura, che non si capisce subito chi è, che deve fare un lavoro, è deputata a eseguire un lavoro veramente, veramente pesante. E quindi ci si crea tutta un'aspettativa per vedere che cosa succede e chi è questa figura che compie il racconto. Invece il doppio angelo, il secondo racconto, è una storia New Age con gli angeli del bene e con gli angeli del male, che però ha una morale un po' strana, perché forse alla fine ci si guadagna a fare del male, per come va a finire il racconto. Le parole taciute è il racconto finalista ispirato a Berenice di Edgar Allan Poe, e è un racconto che, come dicevo prima, molto bello perché ci ridà tutte quelle atmosfere che sono proprie della scrittura di Poe. Questa è la donna che si è gettata sotto la metropolitana e si risveglia in ospedale con un'infermiera vicino che la deve assistere. No, Beatrice, è la vita l'incubo dal quale voglio uscire. Questo volevo questa mattina. Il marciapiede della metropolitana era affollato, ma io mi sono allontanata dalla massa delle persone che attendevano il momento in cui il primo vagone sarebbe emerso dal buio del tunnel. Ho aspettato quasi all'inizio della galleria, guardavo in fondo, respirando l'odore della fuliggine, e poi ho sentito il rumore salire e diventare sempre più forte. Stava arrivando. Solo un attimo, mi sono detta. Devo chiudere gli occhi, camminare nel vuoto e in un attimo sarò travolta e tutto sarà finito per sempre. Ho chiuso gli occhi, li ho stretti sempre più forte, mentre il rumore del treno aumentava il suo frastuono. Ho avanzato davanti a me, nel vuoto che non vedevo, sperando di andare verso la fine di tutto, ma invece solo dolore alla schiena, odore di bruciato e il sibilo assordante della frenata della vettura. La differenza col noir, e noi qui siamo vicini ovviamente, siamo nel noir. Il noir si differenzia dal giallo classico, il giallo del detective da poltrona, Philo Vance, Maigret, mai esistiti nella realtà ovviamente, quindi lontanissimi da qualsiasi interpretazione reale, e si differenzia anche dal poliziesco duro, l'hard boiled, diciamo dei detective forti che sparano e picchiano, perché vede le cose da un punto di vista del criminale, non perché ci si immedesimi nel criminale o meno, ma perché ci si sposta su un punto di vista e su un'autoriflessione anche della persona che si trova poi coinvolta magari nell'evento drammatico, criminale, negativo, anche se non è un criminale di professione. Infatti spesso tu lavori anche in prima persona e quindi c'è proprio questo fattore di vedere come la realtà, perché poi la realtà molto spesso non esistono valori. Allora il relativismo culturale è un po' fallito, nel senso che molto è relativo, gran parte delle cose sono relative, però esistono anche dei valori assoluti, e quindi quando si lavora con l'essere umano in questa dinamica vastissima e tutt'oggi scientificamente non comprensibile, siamo ben lontani da poter comprendere qualsiasi cosa dell'essere umano, l'azione criminale ancora oggi albeggia nelle sue proprio spiegazioni, nelle sue comprensioni,